Noi abbiamo cercato, insieme col dottor Bonato, di spiegare che il cicloturismo sostanzialmente copre diversi aspetti, quello artistico, perché abbiamo visto con la proiezione dei manifesti, soprattutto Liberty, mi riferivo per esempio a tutta la produzione del Museo Salce. Poi ci sono aspetti importantissimi che sono quelli per esempio delle cargo bike, che è tutta, un settore in via di sviluppo, di come usare la bicicletta come mezzo di trasporto. Poi ci sono una serie di servizi che il dottor Bonato ha accennato, cicloturistici, quindi la cicloguida. Questa è una nuova funzione, cioè la persona deve essere geografo, storico, deve essere storico, naturalistico e portare con più lingue il turista a conoscere bene l'identità dei nostri luoghi. E da lì la risposta alla domanda che lei mi ha fatto, cioè cosa vuol dire portare in un territorio delle nuove funzioni? Bisogna innanzitutto definire bene e storicizzare, quindi l'importanza, come diceva il signor Pianca prima, di quello che è un archivio, Carnielli per esempio, di quella che è la storicità di questi prodotti, di questi elementi, di queste cose che hanno fatto la storia del design. E da lì poi iniziare attraverso la conoscenza e l'interpretazione dei disegni originali. Pensate che sono prodotti che hanno fatto la storia non solo dal punto di vista produttivo, ma anche per esempio della comunicazione, della pubblicità, del marketing, associare tutte le figure che abbiamo visto, da Dalì a Brigitte Bardot, eccetera, è stato un elemento innovativo per quanto riguarda, però alla fine era un'economia. Sa perché si chiama Graziella? Perché prendeva dal settimanale Grazia e quella liaison con i Mondadori. Era venduta a 42.000 lire, però col settimanale Grazia potevano acquistarla a 36. Poi in alternativa, visto che 42 erano tanti, è stata fatta l'Annabella, attaccandosi anche all'Annabella rivista. Sì. E parliamo di un'economia industriale che aveva più di 300 persone, un indotto. Mai è arrivato a 300, 2,95, ecco. Perché altrimenti passava. Questa è una testimonianza storica. Di categoria, cioè da piccola o media industria grande, e quindi c'erano altre tasse, altre cose, eccetera. Sì. E quello si dava fuori. Sì, quello che a me piaceva così mettere in evidenza in questa nostra discussione, e magari Lucio lo puoi meglio di me evidenziare, è l'aspetto della rete delle ciclabili, su cui Vittorio Veneto ovviamente insiste, perché è messo su un punto strategico, perché arrivi verso Cortina, Monaco-Venezia. C'è Monaco-Venezia, c'è un turismo di tipo internazionale che può convergere anche in questo territorio, che poi agganciandosi ovviamente a tutto l'ambito, Livenza e poi il Giramonticano, di cui stiamo sviluppando questo discorso del collegamento tra le due principali città dell'Alto Trevigiano. Aspetto anche dell'intermodalità, cioè la Graziella che si piegava si metteva dappertutto, anche in treno, quindi questa intermodalità è fatta proprio per questo concetto. E anche la moto Graziella, di cui oggi sono rimasto veramente colpito, anche un qualcosa di innovativo dal punto di vista. Si figuri che quando è stata fatta la Graziella, col prototipo andavo a prendere la Morosa e tutti ridevano, si facevano delle risate. Oggi è emersa una cosa che, ti ricordi, 15 anni fa noi avevamo messo così un dubbio, perché il lavoro nostro è questo, Cioè abbiamo detto, ma sti due signori qua, mi riferisco a Ottavio Bottecchia, avevano qualcosa, e ovviamente a Carnielli, questi due signori qua, erano tutti due originari di Columberto, però avevano qualcosa nel DNA. Ma questa è una terra di ciclisti. Basso Futuro vuol dire radicarsi a quella che è la storia, capire la propria identità e essere innovativi, come hanno fatto Bottecchia e come ha fatto Carnielli.